C'è una situazione allarmante, siamo quasi di fronte alla tempesta perfetta, liste d'attesa infinite, carenza di personale sanitario, carenza di medici, siamo di fronte a prestazioni sanitarie che incominciano a mancare, ci sono i primi veneti che iniziano a non curarsi più, siamo sempre più spesso ostaggi del privato. Già sindacalista della CGIL, il consigliere regionale del PD, Jonathan Montanariello, è stato tra i primi ad accogliere a Palazzo Ferrofini la delegazione che consegnava 15.000 firme raccolte in provincia di Venezia per salvare la sanità pubblica. Con lui, tra gli altri, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, promotrice di una proposta di legge regionale per l'abbattimento delle liste d'attesa. Se si prenota all'interno dell'ospedale si hanno mediamente 3 giorni nell'intramenia, quindi nel privato convenzionato all'interno dell'ULSS, ma se si vuole andare nella struttura pubblica per curarsi con il pubblico si devono aspettare mesi, se non addirittura anche un anno. Che è evidente che ci vogliono riforme strutturali e non, in dialetto veneto si dicono tacconi, ecco, i tacconi non danno quelle risposte che i cittadini veneti attendono da molto tempo su una materia che è un diritto, la salute è comunque un diritto fondamentale. Fin qui le opposizioni. I consiglieri regionali eletti nel veneziano nelle file della maggioranza invece invitano ad una lettura dei fatti diversa. La sanità veneta sta gestendo adesso ancora le liste d'attesa del Covid. Non dimentichiamoci di quello che è stato il Covid e di come la Regione Veneto ha gestito il Covid. Allora, ripeto, che ci siano dei problemi di gestione, per carità, ma ci sta anche nella materia. La mancanza di medici, di professionisti, di infermieri non è certamente dovuto in seno regionale, la Regione mette a disposizione tutte le risorse che può mettere in termini economici, ovviamente se poi dopo i parametri sono dettati a livello nazionale non è che possiamo sfornare noi medici o infermieri come fosse il pane.